Miei cari confratelli salesiani di Don Bosco, oggi mi rivolgo a tutti voi, dicendovi, come ho detto nel capitolo generale, è arrivata l'ora del capitolo generale 28. La seconda linea programmatica per tutta la congregazione che dice così: è urgente per noi mettere in atto veramente il Dami Animas Cetera Tolle. In questo stesso posto Don Bosco riceve e trova a quel giovanotto Domenico Savio. Il nostro padre era un giovane prete di 34 anni, parla con Domenico e alla fine Domenico dice: "Ah, Don Bosco, ho capito, qui si tratta di un negozio, ma non un negozio di denaro, ma delle anime." Questo è il punto, carissimi confratelli, per noi veramente in tutti i tempi e oggi fortemente per la realtà del nostro mondo è urgente nella congregazione una grande chiarezza e forza per la evangelizzazione dei nostri ragazzi e ragazze delle famiglie. Abbiamo bisogno, con tutta la nostra creatività, con una grande conoscenza dei momenti, delle culture, delle situazioni, delle religioni, di presentare sempre in libertà a Gesù, di proporre ai giovani che possano veramente aderirsi alla sua persona fortemente, che possano anche vedere in noi questi testimoni che parlano con la vita di questo grande tesoro che portiamo, che è Dio e la nostra fede in Dio. Oggi è urgente, come mai, avere la capacità di accompagnare i percorsi di crescita dei nostri ragazzi e giovani. Sappiamo bene che su questo Don Bosco è stato un grande maestro nell'accompagnare nella semplicità, ma con profondità e con il suo modo, la crescita umana e spirituale di tutti i suoi ragazzi. Per questo io mi dico, quando parliamo a volte delle difficoltà, delle proposte vocazionali, della risposta in alcune delle parti del mondo, mi dico chiaramente: questa è la strada, noi la conosciamo. Don Bosco è stato il primo a mostrarci, come ha fatto con Domenico Savio e con tutti i ragazzi dell'oratorio, che il cammino era questo: un vivere con una crescita umana, ma sempre con una proposta coraggiosa e di fede per i suoi ragazzi, con la preghiera, con i sacramenti. Allora, carissimi confratelli, di nuovo vi invito a approfondire in tutte le nostre parti del mondo questa realtà. In questa ora del nostro capitolo generale 28 è urgente in tutta la congregazione mettere in atto fortemente il Dami Animas Cetera Tolle.